Sono Alice Soru e sono l'amministratrice di Open Campus. Open Campus nasce come spazio di coworking ormai nel lontano 2012. Al tempo è stato veramente il primo spazio di coworking a Cagliari, infatti è stato un po' all'inizio anche complicato far arrivare le aziende e spiegare effettivamente che cosa fosse, quali fossero i vantaggi per le aziende del territorio di utilizzare i nostri spazi. Uno spazio di coworking sui generis perché nasceva all'interno di quello che è sempre stato l'headquarter di Tiscali, il campus di Sailletta, che appunto tante persone a Cagliari conoscono perché appunto sono stati dipendenti di Tiscali o comunque ci hanno lavorato per un periodo della loro vita. E che a un certo punto ha iniziato a a un certo punto l'azienda ha iniziato a ridimensionarsi e quindi a liberare dello spazio, finché appunto dal 2012 abbiamo iniziato con un progetto allora abbastanza piccolo, che era quello di dedicare circa 300 metri quadri al territorio, facendo venire sia start-up che piccole aziende del territorio. L'abbiamo fatto facendo una serie di eventi, abbiamo fatto per vari anni di seguito degli startup weekend che credo siano rimasti anche abbastanza impressi nella memoria di tante persone che poi hanno iniziato a lavorare nel mondo del digitale o comunque dell'innovazione, e quindi iniziando ad aggregare attorno a noi una community di appassionati di digitale. Abbiamo visto appunto in quei primi anni che c'era un buon riscontro e quindi negli anni questo progetto si è innanzitutto spin-offato da Tiscali, si è staccato da Tiscali diventando comunque una azienda indipendente e poi negli anni si è ingrandito sempre di più fino all'ultimo grosso ingrandimento che è stato nel 2019. Tra il 2018 e il 2019, grazie a un contributo importante di Invitalia tramite un bando per le imprese femminili, che ci ha permesso di raddoppiare ancora lo spazio, nel senso all'epoca eravamo già a circa 1500 metri quadri e oggi sono circa 3000 metri quadri di spazi. Nel frattempo sicuramente lo scenario a Cagliari, in Sardegna, a Cagliari soprattutto, è cambiato, ci sono tanti altri spazi di coworking, ma siamo cambiati anche noi, nel senso che oggi forse definire Open Campus uno spazio di coworking è anche un po' riduttivo. Oggi è un vero e proprio business center, forse è il più grosso agglomerato di aziende IT e digital che c'è in Sardegna. Abbiamo ogni tanto facciamo un po' il conto delle partite IVA che sono ospitate all'interno del campus. Con partite IVA intendo sia le partite IVA dei freelance, di chi fa la libera professione, ma anche quelle di aziende che ormai sono non soltanto piccole aziende locali, ma anche aziende di media grandezza di livello nazionale, che magari a Cagliari hanno una loro sede più piccola, ma ormai anche multinazionali, aziende grandi che proprio scelgono di stare all'interno del campus perché trovano un ambiente sia esteticamente bello e anche molto rappresentativo, è allo stesso tempo un network, una community di persone che lavorano e aziende che lavorano nello stesso settore. Open Campus però è anche un'azienda che si occupa di formazione per le competenze digitali, infatti siamo comunque un'agenzia formativa accreditata alla Regione Sardegna e inoltre portiamo avanti una serie di progetti e soprattutto eventi per promuovere la cultura digitale, la cultura dell'innovazione. Quindi me lo vedo nei prossimi anni come un progetto che cerca di mettere sempre di più assieme queste tre cose, quindi lo spazio fisico, la natura e il lavoro, diventando sempre di più un luogo adatto
adatto al lavoro del mondo contemporaneo e quindi molto più ricco di servizi. Oggi abbiamo comunque già un asilo, un bar con una mensa, ma mi immagino molti più servizi comuni e me lo immagino come un luogo aperto non soltanto alle persone che ci lavorano, ma un luogo anche appunto di sosta e di passaggio per persone che non per forza lavorano lì e soprattutto lo vedo come, diciamo, la porta di Sant'Agilla e quindi come il punto d'ingresso di questa parte lagunare di Cagliari che è ancora molto meno conosciuta rispetto a quella di Molentargius. Sicuramente Sardegna Ricerche è stata sempre presente in questi 10 anni, 12 di Open Campus. Una delle ultime occasioni che mi vengono in mente è la realizzazione di un corso sull'intelligenza artificiale per sviluppatori, quindi per persone con già competenze di coding. E che diciamo ha dato la possibilità a tanti professionisti del mondo digitale di approfondire diciamo, questa competenza ormai indispensabile.